Il grado di fedeltà fiscale premia le regioni del nord, è quanto emerge da uno studio della CGA, secondo cui è nel nord-est che la correttezza dei contribuenti nei confronti del fisco si attesta su livelli molto più elevati che nel resto del paese. La palma dei cittadini più ligi va ai residenti del Trentino Alto Adige, dove l'indice di fedeltà fiscale è pari a 166 punti. Seguono gli abitanti del Veneto e del Piemonte, entrambi con indici a 133. Subito dopo vengono quelli del Friuli Venezia Giulia, dell'Emilia-Romagna, della Valle d'Aosta e della Lombardia. Nella terza fascia, quella medio-alta, troviamo gran parte delle regioni del centro. La rischiosità fiscale più elevata invece la riscontriamo in particolar modo al sud. Nella classe di fedeltà medio-bassa si inseriscono la Puglia, la Basilicata e il Lazio. Infine, nella zona ad alta pericolosità fiscale troviamo il Molise, la Campania, la Sicilia e all'ultimo posto la Calabria con un indice di 73 punti. La CGA ha messo a confronto i risultati emersi dall'analisi di 5 indicatori relativi a ciascuna delle 20 regioni d'Italia. L'incidenza dei redditi dichiarati sui consumi, la quota dei redditi dichiarati su quelli disponibili, il tasso di irregolarità degli occupati, la litigiosità fiscale e la stima della compliance degli studi di settore. Abbiamo preso degli indicatori in qualche modo che ci consentono di dire se i contribuenti, siano essi famiglie o piuttosto che imprese, hanno un rapporto, diciamo così, corretto, trasparente, ligio nei confronti del fisco. E quindi viene fuori praticamente un paese spaccato in due. Va anche detto che non abbiamo preso in considerazione degli indicatori di natura sociale, come potrà essere il degrado ambientale, il disagio sociale, la disoccupazione, la presenza della criminalità, altrimenti è molto probabile che il divario tra nord e sud si sarebbe ancora più allargato.